Il sud, la Sicilia e la provincia agrigentina, il quadro delineato è davvero poco confortante. Emerge dal rapporto Misure del benessere ecosostenibile elaborato dall'Istat, che individua le condizioni complessive della qualità della vita. Nel territorio agrigentino la fotografia scattata non è certamente nitida a colori, anzi, rispetto ad esempio al conseguimento del diploma, viene fuori dalle rilevazioni che meno del 50%, esattamente il 48,5%, possiede il titolo di studio di maturità. Nell'isola c'è però chi è messo peggio, come il territorio di Trapani, dove i diplomati sono soltanto il 43,4%, a Palermo il 47,9%, il 44% a Caltanissetta. Sotto la lente di ingrandimento dell'Istat è anche la formazione continua, i cosiddetti corsi post diploma, e Agrigento si piazza al 4%, mentre al 2016 solo il 15,1% degli agrigentini tra i 25 e i 39 anni risultava in possesso di una laurea o di un titolo terziario. Drammaticamente alta è la percentuale dei giovani che ne studiano né lavorano. Se nel 2014 erano il 38%, nel 2016 la soglia si è attestata al 35%. E infine c'è il dato relativo all'occupazione. Tra i 20 e i 64 anni solo il 42% degli agrigentini risulta occupato, mentre nel 2008, cioè 7 anni fa, la percentuale era di oltre il 47%. Fuori dal mercato sono, oltre agli adulti, anche i giovani. Sempre secondo l'Istat, il tasso di mancata partecipazione al lavoro tra gli agrigentini di età compresa tra i 15 e i 29 anni è di oltre il 58,8%.